ne abbiamo le tasche piene. È il grido di protesta dell'Ascom Padova. Dicono e promettono che sono e saranno affari loro, ma le tasse sono solo affari nostri. Manifestazione simbolica stamane in piazza Garibaldi a Padova che ha visto i rappresentanti dell'associazione di categoria mettere in scena una rivisitazione del gioco dei pacchi. 10 scatole che corrispondevano ognuna ad una tassa, dall'IMU all'IVA all'IRPEF, senza dimenticare l'IRES, imposta sul reddito delle società, l'IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, bollo sui conti di deposito, estratti conto, imposta di registro, imposta sulla pubblicità e service tax. Infine il pacco numero 10. Sul pacco numero 10, signori, sul pacco numero 10 c'è una matriosca. Allora, la matriosca rappresenta un pochino la situazione attuale in cui ci troviamo. Dentro la matriosca, come vedete, c'è un'altra matriosca, dentro la quale c'è un'altra matriosca. Questa è la metafora di quante tasse noi abbiamo da pagare e quante tasse non conosciamo, potranno venire già da stamattina. Per noi dentro ogni provvedimento, dentro ogni manovrina c'è una tassa che appesantisce la pressione fiscale sulle piccole imprese. Di queste matriosche romane noi siamo stanchi, non possiamo più accettare o restare indifferenti rispetto alla disattenzione che la politica ha verso imprese familiari che hanno fatto la fortuna di questo Paese e che adesso sono considerate come la feccia da eliminare a tutti i costi. Nell'Italia dei pacchi solo tasse, fortissimamente tasse.